Questa è un'edizione straordinaria. È accaduto qualcosa di singolare. E ci è sembrato giusto di mettervi subito a conoscenza. Plagio. Si tratta di un caso di plagio. Avete capito bene. Nell'edizione di Striscia la Notizia di mercoledì 19 febbraio, il collega e conterraneo Roberto Lipari ha utilizzato il nostro celebre slogan. Quindi se volete vedervi filmati, contenuti più divertenti, non vi resta che seguire le pagine ufficiali Facebook, Instagram, TikTok e X di Striscia la Notizia. Seguiteci perché più siamo, più ci divertiamo. Che più siamo, più ci divertiamo. Che più siamo, più ci divertiamo. Robertino! Robertino! Noi, nonni giornalisti, è dal 2023 che usiamo questo slogan. L'abbiamo inventato noi. E abbiamo le prove schiaccianti del vostro plagio. Regia! Più siamo e più ci divertiamo! 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 E ora come la mettiamo? Ma come? Proprio voi che denunciate i casi di plagio siete caduti nello stesso errore. Un poi che ci dici, o cieco, un no, Spiegate bene, razzoliate male. Noi non vogliamo percorrere le vie legali. no, quale correre? Con il nuovo codice della strada si rischia una multa. Non ho detto correre, percorrere. Appunto, per correre pigliamo una multa. Va bene, va bene. Noi non vogliamo ricorrere alle vie legali. De no, vogliono correre. A multa poi, te la paga tu. Va bene, va bene. Noi non vogliamo intraprendere le vie legali, ma il nostro TG, che è famoso quanto il vostro, a redazioni unificate pretende un'azione correttiva. Errata cocige. Collega, si dice rada corrige. Pretendiamo che voi ammettiate il plagio, con dolo o senza dolo. E noi vi perdoneremo. E amici come prima. Belli di nonni. Cari amici, come vedete a noi nonni giornalisti non ci sfugge niente! Vi teniamo informati su nuovi aggiornamenti. Quindi continuate a seguirci sui nostri canali social e su quelli di Liceo TV. Ricordate di mettere like! Di commentare. E di condividere. E come noi diciamo sempre, più siamo e più ci divertiamo!